c'è poi chi lo desidera fare perché magari la passione delle parti, chi non desidera farlo perché comunque dice no, non è per me, però in tutti fa nascere qualcosa. La scoperta dell'uomo, no? È il viaggio, guarda, e non è tanto l'arrivare, quanto il percorso. Poi una volta che arrivi, un posto vale l'altro. Perché voi prima ancora di volare si naviga. Nella storia umana prima si è navigato e poi si è volato. Poi devo dirti, lo spirito del volo non è quello della navigazione in barca, è un altro spirito. Per certi aspetti sì, cioè ha delle parentele, ma lo spirito è diverso. Il volo, tu sorvoli qualunque cosa e ti è indifferente, cioè per te è importante. O se devi manovrare in volo, allora è la manovra per il volo, solo il volo, oppure parti da aereo e via via, contano solo la partenza e l'arrivo, il percorso dentro, più è breve meglio è perché ti rompe le balle, no? In barca no, in barca te lo devi lavorare momento per momento e ogni miglio è guadagnato e allora sei lì che regoli le vele, faccio mezz'ora di più, un quarto di ora di più, e tutto è di guadagnato, arriva il vento, sei contento, se ne va il vento, te la prendi con Gianni che ti ha fatto arrivare la Bonazzi. Mannaggia, non mi ha ordinato il vento giusto. Qualche volta dentro di me dico, Gianni ti sei impegnato troppo vento mi ha fatto venire Una volta me l'hai scritto pure. Ci sono degli strumenti satellitari che ti permettono di vedere la condizione in quel momento, cioè se c'è una bonanza, se ci sono delle correnti. La NASA pubblica una mappa meteo del satellite dei venti, ma è troppo, non è precisa, capito? Non è affidabile. Sì. Tornavano i conti. Probabilmente stanno correnti che Il problema sai cos'è? È misurarle, cioè misurarle, prevederle. Non è facile. Pensa che loro lanciano il cosiddetto, loro chiamano il run, no? Fanno tutte le letture di tutti gli strumenti del mondo. La realtà immensa e alle 00 Zulu fanno partire il computer, bloccano quei dati e fanno partire il computer, a elaborarli. Allora, quello della US Navy ci vogliono quasi 6 ore perché loro lo integrano il modello. Gli inglesi 4 ore e 30 a seconda delle zone dell'Atlantico. Immagina che nascono su per il computer, c'hanno a fare questo lavoro, quindi Esatto, sì. Integrati del NOAA, del National Oceanic, eccetera, impiegava quasi 5 ore e un quarto. E questo lo fanno alle 00 Zulu, alle 6 Zulu, alle 12 Zulu, alle 18 Zulu e riprendono di nuovo alle 6 ore. Comunque Franco me l'ha gettata.